Emanuele Berrettoni, una bella vittoria domenica contro il Fano, adesso il Bassano si lancia alla ricerca del secondo posto. Ma no, insomma siamo in un buon periodo, bisogna continuare così. Domenica è stata fatta una buona partita, come sempre, con tante cose positive, qualcuna negativa che in settimana stiamo cercando di aggiustare in previsione della partita fondamentale di domenica col Casale. La crescita del Bassano rispecchia anche la tua crescita personale, hai fatto un girone di ritorno strepitoso, questo ha aiutato molto la squadra. Ma sì, insomma, come dicevo prima, stiamo bene, stiamo attraversando un buon periodo un po' tutti, insomma, risalta all'occhio chi gioca i 90 minuti, ma anche chi sta fuori, possiamo vedere anche durante gli allenamenti che sta bene. Come dicevo prima, bisogna cercare di continuare così per questo finale di stagione. C'è anche da migliorare la situazione delle gare esterne, dove il Bassano nelle 14 gare giocate ha vinto solo 4 volte, domenica potrebbe essere la volta buona per sfatare questo mito. Ma insomma, dai, fuori casa sicuramente, ecco, in casa siamo un po' più avvantaggiati, soprattutto è dal terreno di gioco che è sempre perfetto e per le nostre caratteristiche, ecco, viene a pennello, però adesso fare un problema delle trasferte, insomma, mi sembra un po' esagerato. Sicuramente domenica dobbiamo cercare di vincere a Casale. Per quanto riguarda le due di testa, come le vedi in questo momento? Ah, non lo so, non l'ho mai vista, ma non l'ho mai vista neanche prima, certo non mi metto a guardarle adesso che manca poco. Sono Bassano a questo punto, playoff sicuramente, secondo posto da guardare. Sicuramente non lo so perché poi l'ultima posizione non è che sta troppi punti indietro, quindi come abbiamo fatto fino adesso guardiamo partita dopo partita e poi insomma a maggio vediamo dove saremo. La bella vittoria di Fano ha coinciso anche con altri risultati favorevoli al Bassano, è stata una domenica da incorniciare. Sì, sì, ma come dicevo prima, noi dobbiamo guardare i risultati nostri, poi a fine partita vediamo cosa fanno gli altri, ma questo ci interesserà dopo.